Italia. Ho visto che durante i giri a Valdobbiadene, soprattutto nei video anche dell'Osteria Senza Oste, sta cacca di GoPro non mi ha registrato l'audio, perché c'erano tipo dei rumoretti all'inizio, tipo un stick, e dopo diventava silenzioso, e un video invece era tutto silenzioso e dopo alla fine iniziava a parlare. So adesso capire qual è il problema, perché so che non a tutti interessano queste robe tecniche, ma tecnicamente parlando abbiamo GoPro Media Mode e il microfono qua, ma è impossibile che sia questo. Vedremo. Devono ancora arrivarmi le lucette da Amazon per i contachilometri. Poi si vede smontando, vedi, ho fatto saltare, bisogna controllare il fatto che quando schiacciavi qui ti si accendeva la spia del ricircolo dell'aria, adesso non più. Col discorso del dentista inizio ad avere i vari tuas a non di Piave, è una bella cosa. Solo stamattina ne sono passati due a salutarmi che ha visto il camper e non erano camperisti, vedi, io sta roba l'apprezzo, che non venga fraintesa, no, ma è quello che volevo, insomma, essere apprezzato, seguito in qualche modo da gente a cui piace questo stile di vita, questo modo di pensare, questa corrente di pensiero, boia CP scoleggiato, e non tassativamente essere sulla monotematicità del camper. Qui a sinistra puoi vedere l'istituto zooprofilattico, piccolo aggiornamento tecnico, credo sia la GoPro che è andata abbastanza in vacca. L'ho vista sfarfallare nello schermo dietro con quell'effetto tipo glitch, no? Sai, tipo i disturbi TV colorati. È che avevo pensato di fare il reso per prendere la 9, però questa è ancora il GoPro Media Mode. Cioè, io che faccio molto vlog mi è indispensabile il microfono, soprattutto in una GoPro che ha un audio vergognoso. Cos'hai tu? Sai che hai appena fatto colazione, quindi io non capisco cosa mi stai chiedendo. Don't you know, pump it up. Mi faccio il caffè, anche se il dottore ha detto non si potrebbe. E guardo la topa che fa ginnastica. Il CP approva questo elemento. Volevo andare a vedere come erano messi i pannelli fuori, però sicuro che succede che se io salgo sale su anche il caffè. È proprio una scienza esatta. Cioè, guarda, di solito viene su subito, tolgo le scarpe per salire, occhio, metto piedini qua, piedini là. Sì, sono sporchi, ovviamente li vedi non eccessivamente, però è che qua come te li monti, accidenti i pannelli. Ecco, è pronto il caffè. E adesso, aspetta, non mi coppo. Don't you know, pump it up. Singano, pump it up. Fa sempre paura quando fa la sfiammata. Questo succede sia su Scarosso che su Pulmin, quando tu chiudi la levetta del gas mentre c'è un po' di aria, tipo quando hai lasciato porte e finestre aperte, ok? E quello te lo fa sempre. Se lasci invece chiuso porte e finestre che non c'è aria, allora lì non succede mai sta roba. Oh, guarda come in 2.4 gli ha fatto su a casa. Testiamo l'intelligenza del CP. Quando ha finito di annusare, vediamo se torna indietro o se resta impigliata. Sono curioso. Eccola lì. E ora adesso dice ok. Andiamo, Amy. Andiamo? Di qua no. Quindi ecco, proviamo di là. Se non è polenta è pan bagnato, dicono gli altri, no? Traduzione: se non è polenta è pan bagnato, ossia se non è una cosa è l'altra, quando si ha la scelta di solo due cose. Hai visto tutti i baù? Il pieno di baù qua. È il parco di Bau. Sentite, inizia a essere qualche volatile. Però Italia, a me sinceramente brucia ancora la storia. Come che storia? Questa, anche se qualcuno l'ha spogliato tantissimo. Guarda che roba, gli mancano tutte le foglie al cacco. Ti ricordi? No, perché anche la foto ogni tanto lo guardo e dico ma porca troia. Sono rimasti solo i cacchi alti e gli altri non ci si arriva. E sono anche belli, cavolo. Dimmi Gioia, ti sei messa il guinzaglio su per il culo? Quindi non riesci più ad andare avanti? Mannaggia, questi sì che sono problemi. Basta, non volete? Piccioni, cigno, guarda, paperelle d'acqua, quanta roba te perdi ancora, va piano.
È ora di cambiare sto schifo. Pronti? Intanto iniziamo a dire che l'inverter è spento, giusto per non fulminarci. Dopo devo ricordarmi che li ho attaccati con questi. Questa invece è una vite normale. Mi ero dimenticato che avevo la luce. Allora, io qua vedo che ho due ingressi per la corrente, positivo e negativo, ho un L e un N, così sono contrassegnati. E così erano nella presa vecchia. Ma sono già tutti praticamente difettosi. Ci sono i filetti che praticamente si stanno già sbriciolando così, da soli. Io proverei prima a vedere se funziona. I LED sono accesi, così stanno accesi lo stesso, cambia un cazzo. Funziona, questa funziona. Se io lo spengo, si spegne. Lo accendo, si accende. Funziona, bellissimo. No, perché l'altra non funzionava, l'avevamo lasciata su solo per estetica, per non lasciare il buco. Ciao CP. Well, rimonto il tutto. Allora ho spento, tac, quindi così, tac. C'è questo elicottero militare che continua a passare di continuo. E sì che non ho combinato niente. Sarà per tutti i resi che faccio su Amazon. Ciao, hai visto quella volta che genialata? Tac, il pannellino si apre, se c'è qualcosa da sostituire lo sostituisci. E idem se c'è qualcosa da aggiungere. Sì, la procedura magari è un po' più complessa, però comunque è fattibile. Qui quella volta avevamo fatto tutto calamitato. Tac, tac, eccolo là, perfetto. E il buchetto qui in alto per mettere il dito e aprire. Un giorno devo metterci delle lucette dentro a quell'armadio. Ah, bravo. A proposito di lucette, c'è quella del bagno da ricaricare. Lei sarebbe anche un'idea eccellente. Peccato però che poi correndo ti si accenda da sola e si scarichi. E via il reso ad Amazon. Amore, 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 bello, sto cane, che bello, È timida, è sempre timida, è sempre molto timida. Un timido sole che non mi ricarica i pannelli. No, siccome in questo periodo ho sempre le batterie sotto il 50, che per carità non è un problema, e siccome ci sono in previsione ancora giornate di nuvolo, dicesi anche di veneticità, allora ho detto ma sì dai, attacchiamo il generatore, anche perché oggi è venerdì e adesso devo andare, in quanto sono in riserva, a fare il pieno del GPL. Il pieno del GPL qua in inverno io lo faccio una volta alla settimana, anche se durerebbe di più, però mi trovo bene a far così in modo tale che non rischio di rimanere a piedi. Venerdì è una giornata non a caso, perché ho scelto il venerdì e non il lunedì, perché dopo il venerdì c'è sabato e domenica, e sabato e domenica i distributori, almeno qua nelle mie zone, di GPL sono chiusi, quindi avrei un rischio di rimanere a piedi di GPL per 2 giorni addirittura. È il logo di Colombo. Buone notizie. L'osteopata ha detto che sono un caso senza speranza, che è anche inutile fare troppi interventi e venire una volta ogni tanto quando proprio mi sento male. Speriamo bene. Comunque io sento che vuol dire tantissimo l'umidità che abbiamo qua. E dopo mi ha dato gli esercizi da fare, quindi farglielo chiesto io. Se mi troverai a far spesso sto movimento qua che dice ma che è una danza a pas, no, sono gli esercizi che a far singano. Sostanzialmente mi ha detto fai un po' quello che vuoi, l'importante è che mentre lo fai tieni bloccate le spalle e le braccia, così devono stare ferme e bloccate, il resto fai tutto quello che vuoi. Ecco Italia, anche un singano difettato ti sei scelta. In realtà il generatore l'ho acceso anche per il consiglio che ci aveva dato quella volta il meccanico, ti ricordi? Siccome abito in palude c'è proprio la reale necessità di accenderlo per farlo un po' asciugare dentro i circuiti, no? Perché crea calore, vibrazioni eccetera, ma un po' anche insomma per tutti i suoi ugelli, le sue cazzate, per non intasare, cioè quelle cose, quei tipi di cose vanno utilizzati soprattutto poi qui da noi. Quello è un altro discorso ancora.
però almeno vedi non è sprecato, perché il generatore non è che lo accendo solo per il clima in emergenza o per il fornelletto, che quello sì lo uso spesso e volentieri, ma quando lo accendi ti carica le batterie e non poco, insomma è un 2,5 kW il generatore integrato qua. Italia, cosa è successo? Praticamente vabbè, sto ancora aspettando l'allergologo, ho detto ma vado intanto in farmacia e mi prendo sta roba qua per sbloccare il naso, no? Cosa è successo? Avendo sbloccato il naso mi è arrivato ossigeno al cervello e quindi ho avuto una maggior lucidità e ho iniziato a pensare. Nello specifico mi stavo mangiando un mandarino, però siccome fortunatamente ho dimenticato il computer a casa di Alessia, mi ritrovo qui faccia a faccia con la vita reale, no? A parte la fotocamera che ho acceso per registrare questo mio impressum, no? Momentaneo. Insomma stavo annusando, no? In tutta calma, è stato bellissimo, quasi un'esperienza mistica, no? Di annusare il mandarino, no? Col naso libero tra l'altro, poi, quindi oltre all'ossigeno c'è anche l'olfatto. E ti entra dentro sto odore, no? E allora lì riflettevo agli odori, no? Perché a me piace. E allora lì è riemersa una mia vecchia teoria, secondo la quale noi ci portiamo dietro le memorie dei nostri antenati. Nulla di paranormale, è più un qualcosa che dovrebbe parere normale, ossia tutte queste memorie del passato vengono registrate nel DNA, quindi la paura dei serpenti, nonostante siano piccoli animali, no? Però già chi non li conosce di distinto ha paura di questi serpenti. Idem la predilezione per certi cibi, rifiuto per altri, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, ma secondo me la reincarnazione, che va tanto di moda dai tempi di Steiner ad oggi, anche qualche migliaio d'anni prima di Steiner, potrebbe non esistere, o meglio, ovviamente queste sono solo riflessioni, chiaro, nulla più, o meglio, noi ci portiamo dietro i ricordi di alcuni antenati. Mi è venuto in mente contemporaneamente, non so come siamo passati dal mandarino a sta roba, i fatti di quei bambini che ricordavano le vite passate, no? Tipo c'era sto bambino e diceva, guarda, in quest'isola, là in quella terra lontana, io mi ricordo c'era sta casetta qua, quello là, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono andato a indagare ulteriormente la storia di quel bambino, però non potrebbe essere che lui ha avuto antenati che sono vissuti in quel posto e poi a suon di riprodursi, sta gente gli ha dato in eredità quella parte di genetica che conteneva la memoria visiva di quel luogo, con la casetta in quel punto, la spiaggia, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è così. CP, cosa dici? Tu dai un colpo di lingua. 2 colpi di lingua, esatto. 2 colpi di lingua, tradotto in italiano, significa che anche lei sostiene di aver ricevuto un'eredità mnemonica, in quanto, ad esempio, il gatto, vero Amy, lei non ha mai avuto diatribe con questi gatti, semplicemente li odia così di istinto. Ma allora cos'è l'istinto? Se non la memoria, Amy? Magari di qualcosa che è successo nel passato. Cosa dici? Col gatto. Perché ce l'hai su col gatto? Cosa ti ha fatto il gatto, Amy? Lo so, vorresti mangiartelo, ma perché? Perché? No, non c'è il gatto, ti chiedo solo il perché. Perché non lo so, momentaneamente, sulla base delle mie attuali riflessioni e conoscenze, non sono mica tanto convinto dell'eternità della memoria. Credo la memoria come un qualcosa di fisico, ossia un risultato di un organo che è il cervello, no? Pertanto, una volta che muore quel cervello, come può continuare? Cioè, capisci? Non vorrei sembrare troppo disfattista all'antica, eccetera, rifiutare tutte queste teorie delle intelligenze collettive, delle coscienze collettive, alla Jung se vogliamo, no? Però io probabilmente, se non sicuramente sbagliando, continuo a vedere questa cosa, la conoscenza collettiva piuttosto che dei ricordi delle vite passate, come una semplice eredità mnemonica. Magari in passato un mio antenato mangiando il mandarino che ha fatto sta riflessione qua. CP, a polonghese. Eccolo.